Ben ritrovati dalla redazione. Altro passo avanti verso il ritorno delle province l'ha compiuto ieri il Senato, che ha espresso il primo voto favorevole al decreto costituzionale che modifica lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia. I voti a favore sono stati 85, contrari 45, gli astenuti 10. La relatrice Daisy Pirovano della Lega ha illustrato il testo anche al Ministro per gli Affari Regionali Roberto Calderoli, che ha poi commentato: il testo non ha subito modifiche e prosegue quindi il suo percorso fortemente richiesto e sollecitato dalla Regione al Parlamento. Il decreto tornerà ora alla Camera per la terza lettura in tempi che si confidano potranno essere brevi. Cronaca: finge di essere un camionista come tanti di quelli che fanno la spola tra la Romania e l'Italia, ma dentro il rimorchio non ci sono merci, bensì 52 migranti stipati in pochi metri quadrati, ricoperti dai teloni e poi scaricati al valico di Sant'Andrea in provincia di Gorizia. Il passer è finito di fronte al GUP con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina. Si tratta di un 48enne romeno incastrato dalla polizia di frontiera, incrociando le immagini delle telecamere con le foto segnaletiche condivise dai loro colleghi sloveni. I fatti in realtà risalgono al marzo del 2023. A cordonare l'inchiesta è stata la Direzione Distrettuale Antimafia di Trieste, che ha competenza sui reati compiuti dalla criminalità organizzata. Trieste: un anziano di 84 anni è stato trasportato all'ospedale di Cattinara dopo essere rimasto vittima di un incidente avvenuto in via Giulia. L'uomo si trovava a bordo del suo scooter quando, per ragioni al vaglio della polizia locale, intervenuta sul posto insieme ai sanitari del 118, è stato centrato da un'autovettura finendo sull'asfalto. L'anziano è stato proiettato per circa 4 metri e ha riportato un trauma cranico. Giunti sul posto con un'ambulanza, i sanitari l'hanno portato a pronto soccorso in codice giallo. L'incidente è avvenuto all'incrocio con via dello Scoglio, di fronte al comando provinciale della Guardia di Finanza. Sul posto, in ausilio al traffico, anche le fiamme gialle. La giudice per le indagini preliminari Flavia Mangiate ha accolto la richiesta di incidente probatorio avanzata dal pubblico ministero Ilaria Iozzi, che dirige le indagini sulla morte di Liliana Ressinovic, per assumere la testimonianza di Claudio Sterpin. La data è stata fissata per il 23 giugno. In quella data l'amico di Liliana verrà sentito in ordine ai fatti di omicidio per i quali si procede, così indicava la PM nella richiesta di incidente probatorio, nonché in generale in ordine ai rapporti intrattenuti dallo stesso con la vittima. In chiusura uno sguardo alle previsioni meteorologiche per la giornata. Cielo su tutta la regione al mattino poco nuvoloso, nel pomeriggio nuvolosità variabile con rovesci temporali sparsi sulla zona montana e che probabilmente poi interesseranno tutte le zone. Sulla costa in giornata vento da sud-ovest moderato. Per quanto riguarda le temperature, minime in pianura fra 9 e 12, le massime fra 23 e 26 gradi centigradi, sulla costa minime fra 14 e 17, le massime fra 20 e 23. Previsioni a cura di ARPA e FVG Meteo. Ed è tutto per il momento con l'informazione. Grazie per averci seguito, a più tardi.